sta facendo quello? Eccolo il video che in poche ore si è diffuso nel web. Due ragazzini, studenti, si prendono a calci e pugni nei pressi del centro studi di via Perugia a San Donà di Piave, circondati da decine di coetanei che esultano per l'uno o per l'altro anche quando uno viene messo al tappeto. Più che una rissa sembra una sorta di sfida o un regolamento di conti, ripresa da un cittadino che l'ha postata poi su Instagram e che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale, che si sono immediatamente messi sulle tracce dei due ragazzi. Grazie all'analisi approfondita delle immagini, due sono stati identificati in breve e sanzionati. Il comune ha fatto sapere che per tutelare la libera fruizione degli spazi pubblici antistanti gli istituti scolastici, garantire l'incolumità degli studenti e prevenire il ripetersi di questi episodi, ai due è stato applicato un DASPO urbano con ordine di allontanamento dagli stessi luoghi a eccezione del tempo strettamente necessario per consentire la frequenza della scuola. Atti di violenza come questo non sono ammissibili nella nostra comunità, è stato il commento dell'assessore alla sicurezza Cereser, e la misura del DASPO urbano, ha concluso, sarà applicata ogni qualvolta dovessero ripetersi episodi di simile gravità.